Get on top. Get on top. Hit me. Come get me. Siamo arrivati alla 11ª edizione. Questa maratonina è nata nel 2001 per volere del presidente della provincia Federico Saccardì, il quale, per ricordare l'anniversario dell'alluvione, il 50° anniversario dell'alluvione, ci ha chiesto di organizzare questa maratonina. Noi abbiamo accolto ben felici di questa idea, abbiamo costituito un comitato organizzatore locale formato da provincia, FIDAL e Gruppo Atletico Sindustria, e abbiamo dato vita a questa bellissima manifestazione che dal 2001 al 2011 ha fatto passi da gigante. Il successo della prima volta, che non aveva il valore di questi numeri di oggi, ci ha portato a continuare tutti assieme su questa strada. Ogni anno crescendo sempre un po' di più e quest'anno arrivando al top, direi, perché ospitare più gente così in questa località è quasi impossibile logisticamente. Ormai è una manifestazione tradizionale anche nel panorama della promozione del territorio. Il Delta del Po si presta per questa straordinaria partecipazione di oltre 1500 corridori. Chi fa la camminata, chi fa la gara agonistica, direi che ogni anno è un grande successo perché promuoviamo un Delta straordinario, un territorio straordinario, un Polesine molto attivo e che ha voglia di farsi conoscere e di farsi vedere. E quest'anno, per festeggiare l'11ª edizione, la FIDAL regionale ha assegnato alla maratonina del Delta del Po il campionato regionale assoluto e master. Tantissimi partecipanti non solo per i 21 km ma anche per i 1400 metri giovanili e per le camminate da 10 km e da 21 km e 97 metri. A conferma della straordinaria spettacolarità del territorio dove 2 anni fa si è corso addirittura a fianco dei fenicotteri rosa. Essere in mezzo a queste meravigliose valli di Albarella, del Po, in periodi. Abbiamo fatto la maratona dove c'erano delle colonie di fenicotteri rosa e questo direi che in Italia è veramente unica questa maratonina. Abbiamo sentito numeri davvero strabilianti, si parla di 1400-1500 partecipanti, bambini che fanno la passeggiata, famiglie intere che fanno la passeggiata e poi il tempo che in questo periodo è un tempo favoloso, onestamente l'isola è ideale e devo ringraziare l'organizzazione che ogni anno ormai è perfetta. La presenza in costante aumento e il fatto stesso che si siano dovuti porre un limite ai partecipanti sta a indicare il successo, direi proprio grandissimo, che questa manifestazione occupa e soprattutto anche il peso che ha nelle manifestazioni sportive polesane. Il posto è splendido, l'organizzazione è ottima, quindi consiglio di venire. Come percorso sicuramente, come ambiente è bellissimo, diverso dagli altri perché sei comunque in mezzo al mare e difficilmente trovi gare così, quindi di venire perché è bella. Il percorso, lo avete appena sentito, è tra i più affascinanti del panorama nazionale perché si snoda in un territorio unico per vegetazione e fauna circostante. Il tracciato non è tra i più facili da affrontare e quindi è necessario correre con la giusta tattica. La gara è stata vissuta su un doppio duello, quello maschile tra Zanatta e Simone Gobbo, risoltosi solo nel viale d'arrivo finale, e quello femminile tra la Ricotta e la modenese Laura Ricci, che però ha perso contatto nei chilometri finali. Sono contenta perché sono partita tranquilla, perché vengo da un infortunio, pensavo di soffrirla, invece l'ho sempre fatta tranquilla, ho preso la seconda al 12° che ha avuto un po' un crollo e ho finita tranquilla, insomma non ho sofferto particolarmente, per quello sono contenta. Mi piacerebbe tornare perché è una gara molto molto bella, non è una gara da tempo però è molto affascinante e poi visto che non è andata tanto bene mi devo rifare, quindi prima o poi torno. Un bel tempo, bella giornata, poco vento e questo percorso è abbastanza affascinante, si passa in mezzo al parco del Delta del Po, è una cosa magnifica. Poi niente, siamo venuti qui io e il mio compagno di allenamento Gobbo per fare un test e è arrivata sta vittoria con il titolo regionale. Cosa dire, bene così. Siamo partiti subito abbastanza forte, poi lungo il percorso abbiamo trovato un po' di vento e abbiamo rallentato.
e abbiamo visto che sì, da dietro la gente si staccavano, quindi abbiamo cercato di non forzare troppo, anche perché era abbastanza caldo, e alla fine Paolo mi ha staccato perché comunque lui è più forte, quindi va bene così. Consensi ed applausi dunque per gli organizzatori della manifestazione e per i tanti volontari che hanno dato il loro fondamentale contributo. Il futuro può darsi che possa non essere gestito dalle nostre persone in prima persona, però speriamo magari di trovare dei giovani, delle forze nuove di cui passare il testimone per portare avanti, secondo me, una cosa che è stata creata ed è stata portata a un valore che sarebbe un peccato lasciarlo morire. Volontari che provengono sia dal gruppo atletico Assindustria Rovigo, poi volontari del gruppo giudici gare della federazione, volontari di altri gruppi che corrono nel Polesine, tipo Solesino, dopo Stanghella, Taglio di Po, l'Avis Taglio di Po, gruppo che ci dà veramente una mano importante e sul quale si conta sempre anche per il futuro. Immaginavo che sarebbe stata una grande occasione ed così è, e quindi sono contento di essere qui a fare i complimenti a questa grande iniziativa, al coraggio di farla e di portarla in porto e poi avere anche successo. È chiaro che deve essere una gioia per chi l'ha pensata e per chi l'ha fatta. L'11ª edizione della maratonina per la 10ª volta si è abbinata al trofeo Enel, un marchio prestigioso che da anni investe nel Polesine, dove sta per riconvertire la centrale a carbone. È un progetto importante perché vuol dire riconvertire la nostra centrale, che ormai sono 25 anni che è sul territorio, in una centrale che si converte a carbone, ma con le nuove tecnologie che quindi noi chiamiamo carbone pulito. Porterà a parte la parte di cantierizzazione di 5 anni con punte di circa da 1.500 a 2.000 persone, ma poi 700 persone tra personale delle assunti Enel e delle ditte di circa 700 persone fisse. Quindi secondo noi tutto il Polesine potrebbe avere quello sviluppo che penso si meriti, tra virgolette, da Rovigo in giù, ecco. Ed insieme ad Enel da sempre anche la Cassa di risparmio del Veneto ed altre aziende come la Fratelli Pavanello Serramenti. Anche l'11ª maratonina al Parco del Delta è stata appunto sponsorizzata dalla nostra Cassa di risparmio del Veneto. Qui nella splendida cornice dell'isola della Barella veramente è la festa, una festa dello sport in piena regola. Entusiasta al massimo vedere tutta questa gente, questi giovani, questo movimento di cui fa piacere, anche se ancora si ha una certa età, però fa piacere a vedere un movimento del genere.